Allora, buonasera a tutti. Porto i saluti dell'International Committee Romeo and Juliet in Friuli, questo comitato internazionale che è nato nel 2021, come potete leggere dietro al nostro banner. Siamo nati in piena pandemia proprio per dimostrare che si possono fare attività culturali, scientifiche, storiche, in quanto il nostro comitato si propone di divulgare solo con fonti attendibili la vera storia di Giulietta e Romeo in Friuli, ovvero Luigi da Porto, lo scrittore condottiero del secolo XVI, che dedicò la propria novella a Lucina Savognan, personaggi realmente esistiti e che qui c'è una breve sintesi, poi ci sono le nostre pubblicazioni, i nostri opuscoli. Ecco, e oggi abbiamo soci importanti del nostro comitato che ci parleranno di aspetti diversi. Parleremo dal ballo del Torchio, la danza che avrebbero ballato Romeo e Giulietta, ma se non hanno ballato loro, lo hanno ballato senz'altro i loro coetanei, di cui ci parlerà tra poco il dottor Gregorio Grasselli. Poi sarà la volta del vicepresidente del nostro comitato, dottor Albino Comelli, che farà una carrellata dei 39 anni di studi che hanno visto la sua associazione precedente a questa impegnarsi a 360 gradi nel far comunicare il mito di Verona con la vera storia di Giulietta e Romeo in Friuli. Poi ci sarà, ma leggerò la sua breve relazione, la dottoressa Rosanna Spolaore con Romeo, Giulietta e Shakespeare, verità o curiosità e leggenda. Purtroppo non è qui con noi perché qualche giorno fa è caduta, la nostra consocia che arriva dalla provincia di Treviso. Leggerò un breve astratto che però vi chiedo di ascoltarlo con attenzione, perché in quella paginetta che ci ha inviato ci sono delle belle curiosità proprio che derivano dagli anni 30, Winston Churchill che chiede una cortesia, un favore a Benito Mussolini, e insomma tutto legato a Shakespeare, attenzione, e indirettamente a questa storia ovviamente. Ecco. E poi chiuderemo proprio con un occhio proiettato al futuro, con un percorso storico-culturale. Noi ci soffermeremo sul percorso storico che lo studio Atelier Borella, e qui abbiamo il designer Stefano Borella, che ci parlerà di questo bel progetto che appunto collega il mito di Verona alla storia vera di Giulietta e Romeo in Friuli. Quindi, tra l'altro, Stefano Borella, che è qui presente con noi, di recente ha preso diversi premi internazionali, quindi un ospite anche lui d'eccezione come gli altri che adesso andremo a conoscere. Iniziamo da Gregorio Grasselli, laureato in ingegneria, dal 2016 ha approfondito il tema di Giulietta e Romeo nella versione appunto di Lucina Savognan e Luigi da Porto, analizzando quanto è stato scritto, verificando documenti e fonti riguardanti la famiglia Savognan. Ecco, e facendo ulteriori ricerche. Nel 2019 ha scoperto e raccolto le opere poetiche dedicate a Giulia Savognan, che è la sorella di Lucina Savognan. Nel 2020 le ha pubblicate in un libro che è qui disponibile. E poi, ecco, sempre nel 2020 ha ricostruito con dovizia di particolari la battaglia combattuta da Luigi da Porto a Manzano, ecco, utilizzando tra l'altro delle fonti inedite. E nel 2021 ha ricostruito la vita di Francesco Savognan, marito di Lucina, perché quando non sposerà più Luigi da Porto, che rimane invalido, sposerà un altro cugino per l'appunto, e quindi si è dedicato anche allo studio di questo marito di Lucina. Nel 2022 infine ha eseguito un sondaggio demoscopico a Udine, grazie al quale ha evidenziato il peso di alcune lacune nella comunicazione del tema di Giulietta e Romeo friulani e le conseguenze di queste lacune nell'opinione pubblica, e inoltre è il nostro segretario del nostro comitato internazionale. Un applauso di benvenuto al dottor Grasselli. E che tra l'altro saluto degli ospiti qui d'eccezione, il maestro
un personaggio importante, una di quelle valenze della nostra patria del Friuli, maestro di musica Sebastian Di Bini, pianista di fama non solo nazionale, internazionale. Se tu vuoi, ecco, grazie Sebastian. Poi saluto il vicepresidente dell'associazione regionale abruzzesi Molisani in Friuli Venezia Giulia, con la quale collaboriamo, e quindi ci fa piacere che tu sia qui con noi. Dottor Grasselli, a lei la parola. Grazie, buon pomeriggio. Allora, come anticipato brevemente, la nostra associazione si occupa di diffondere e approfondire l'idea del professor Cecil Clough, inglese, specialista di Luigi da Porto, che l'idea che quando Luigi da Porto ha creato Giulietta Romeo, qui c'è la novella, se volete, a €1, quando ha creato Giulietta Romeo ha messo dentro pezzi della sua storia d'amore con Lucina Savorgnan. E quali pezzi della loro storia ha messo dentro? Perché anche Luigi non ha inventato proprio tutto, il topos dei due innamorati che muoiono entrambi per un equivoco aveva più di 1000 anni già, era Piramo e Tisbe, no? Piramo crede che Tisbe sia stata sbranata da un leone e si uccide. Poi arriva Tisbe, vede Piramo morto e si uccide anche lei. Storia vecchissima. Poi nel corso dei secoli è stata riscritta in varie salse, fino a Masuccio Salernitano, che ha scritto la novella di Mariotto e Ganozza, Innamorati di Siena, e lui, oltre alla doppia morte finale, ha aggiunto dentro il frate che li sposa di nascosto. Vi ricordate il frate di Giulietta Romeo? Mette il frate, e poi la pozione che il frate dà a Ganozza per sembrare morta e così evitare il matrimonio. Ecco, fino lì. Poi la storia diventa diversa, perché Mariotto fugge ad Alessandria d'Egitto, poi il frate prende Ganozza dalla tomba che si è risvegliata, vanno ad Alessandria, storia completamente diversa. Ecco, Luigi evidentemente ha letto Mariotto e Ganozza e per prima cosa cambia i nomi, per fortuna, perché Mariotto e Ganozza, anche se erano innamorati, non era un titolo molto romantico. Cambia la città, mette Verona, e a tutto questo aggiunge tutta una prima parte, perché Mariotto e Ganozza li conosciamo che sono già innamorati, e Luigi aggiunge invece come Romeo e Giulietta si sono conosciuti, innamorati, alla festa, l'odio mortale tra le due famiglie, e poi le visite notturne al balcone. Cosa c'è di più Giulietta e Romeo delle visite notturne al balcone, no? E poi compare il frate, e allora da lì è tutto materiale di Masuccio Salernitano, fino alla finta morte, e poi Luigi cambia la storia, fa entrare Romeo nella tomba di Giulietta, la vede, beve il veleno, Giulietta si sveglia, lo vede e si uccide anche lei. Quindi è un finale molto più drammatico, no? Bravo Luigi. Ha preso un diamante grezzo e gli ha dato una prima bella sgrizzata. E pensate che Luigi in tutta la sua vita ha scritto solo questa novella qua. Masuccio Salernitano ne aveva scritte 50. Matteo Bandello, che poi riscrive Giulietta Romeo, ne scrive 214 di novelle. Shakespeare non vi dico quanta roba ha scritto, Luigi solo questa novella qua. E oggi vi parlo della festa che Luigi ha inserito all'inizio della novella, perché Cecil Clough, il professore inglese, ha individuato una festa reale avvenuta a Udine il 26 febbraio 1511, che sembra proprio la festa raccontata da Luigi. Luigi, che era di Vicenza, in quel momento lì era in Friuli. Lucina era proprio a quella festa lì, ci sono proprio testimoni che raccontano che lei era lì. E le due fazioni di Udine, le due fazioni che si odiavano mortalmente, in quel momento lì erano in tregua, come nella novella, e lì alla festa c'erano sia amici che nemici. E poi era una festa di carnevale, come nella novella, e addirittura, questo l'ho scoperto non più di 3 mesi fa, lì c'era Mercuzio alla festa. Vi ricordate Mercuzio, che Shakespeare dice l'amico di Romeo, uno un po' matto, attaccabrighe? Ecco, noi lo chiamiamo Mercuzio perché viene dall'inglese Mercutio, che non l'ha inventato Shakespeare di chiamarlo così. Mercutio l'ha preso dal libro di Romeo and Juliet che aveva sulla scrivania Shakespeare quando l'ha messo in scena.
Mercuscio si chiamava già così in inglese, veniva dal francese Marcuscio, che veniva dall'italiano Marcuccio. Marcuccio. Cioè, avete mai incontrato un Mercuzio in Italia? Però ci piace Mercuzio perché il personaggio di Shakespeare è un tipo così mercuriale e quindi Mercuzio era perfetto, però in origine era Marcuccio, Marcuccio Guercio, nome e cognome. E vi dicevo, 3 mesi fa ho scoperto che a quella festa c'era uno che si può indicare come Marcuccio Guercio, perché Luigi ha messo gli indizi dentro, no? Per esempio il papà di Giulietta si chiama Antonio, come Antonio Savorgnan, che era capo di una delle fazioni di Udine. E poi quello che deve sposare Giulietta l'ha chiamato Lodrone, come un capitano dell'armata imperiale che poi negozia con Antonio Savorgnan. E quindi Marcuccio Guercio chi poteva indicare? E ho scoperto che alla festa c'era, tra amici e nemici, il luogotenente veneziano, Alvise Gradenigo, che era losco da un occhio. Quindi Guercio e Marcuccio perché? Era luogotenente veneziano, quindi rappresentava Venezia, rappresentava San Marco ed era un marchesco, come venivano chiamate le truppe veneziane, i marcheschi. Quindi Marcuccio, piccolo Marco, Guercio, è come dire, sto parlando di quel luogotenente veneziano con un occhio losco. Indizi, no? E comunque cosa fa Marcuccio nella novella? Perché non è il personaggio di Shakespeare. È uno qualunque, non è neanche amico di Romeo, uno qualunque che sta lì alla festa, ma ha questa particolarità. Ha le mani sempre fredde, ghiacciate tutto l'anno, cattiva circolazione. E cosa succede? Giulietta ha visto per prima Romeo, si è innamorata subito, lui no, perché lui qua a cercare un'altra di cui è innamorato, lei non c'è, lui è triste, e lei lo guarda da lontano e non ha il coraggio di andare a parlargli. E finché il tempo passa finisce la festa e c'è l'ultimo ballo, il ballo del torchio, in cui si sta in cerchio mano nella mano e Giulietta finisce mano nella mano con chi? Con Marcuccio che ha le mani ghiacciate. È una scena da commedia, eh? Lei sta lì che soffre e per caso Romeo arriva dall'altra parte e Giulietta non si trattiene. Oh, che bello Romeo che sei venuto qua vicino a me! E Romeo, cioè, si è a malapena accorto di lei e dice: come che bello, cosa sta dicendo? E Giulietta: no, fermi tutti, che bello che volevo dire che bello che mi stai scaldando la mano a sinistra perché Marcuccio mi sta ghiacciando la destra. E così i due si parlano e Romeo piano piano si innamora e Marcuccio inconsapevole ha dato una mano a rompere il ghiaccio. Ma vi ho portato fin qua perché la domanda che mi ha ossessionato per un po' è: come funzionava questo ballo del torchio? Com'è finito Romeo accanto a Giulietta per caso? Si può rifare questo ballo del torchio? Si può mettere in scena? Magari durante una rievocazione? Vediamo. E poi magari la proviamo lì nello spiazzo lì, se volete, senza passi di danza, no, solo il meccanismo, come si muovono le persone nel cerchio. Vediamo, lo mettiamo alla prova. Facciamo provare Sara. Sì, ma bisogna essere un po' per fare un cerchio. Perché, vedete, perché Luigi, nella novella, ecco l'ho scritto qua, se ci si basa solo su quello che scrive Luigi, ve lo leggo, il ballo del torchio, che ancora nel fine delle feste vediamo usarsi, si incominciò, nel quale, in cerchio standosi, l'uomo la donna e la donna l'uomo, a sua voglia permutandosi, piglia. In questa danza, da una donna fu il giovane Romeo levato, e da caso appresso la già innamorata fanciulla Giulietta a posto. Fine. Allora, ditemi se sbaglio. L'uomo la donna e la donna l'uomo piglia, permutandosi, cioè alternandosi. E Romeo viene preso da una ragazza e messo nel cerchio. Quindi il cerchio si forma andando a prendere le persone e buttandole nel cerchio, no? Uomo, donna, uomo, donna, uomo, donna, come nel trenino alla fine delle feste. Ci si aggiunge, no? E c'è il torchio, che non è quello dell'uva,
ma è una torcia, una candela, una fiamma, che chi ha evidentemente, come in altri balli, in altri giochi, sta sotto, chi ha il torchio sta sotto e va a prendere le altre persone, no? Quindi una persona va a prendere un'altra, la sceglie, gli lascia il torchio, a questo punto tocca a lui e lui va a mettersi nel cerchio, quell'altro cerca un'altra persona, gli dà il torchio e viene a mettersi nel cerchio. Questo è il meccanismo che avevo capito da Porto, e così sono rimasto per anni, andava bene così, finché mi sono reso conto che non tornava, perché Giulietta sta lì mano nella mano con Marcuccio, qui non ha nessuno e arriva Romeo per caso, ma questo vuol dire che Giulietta aveva avuto il torchio poco prima, l'aveva dato a Romeo, era venuta nel cerchio, Romeo l'ha dato un'altra e è venuto lui, ma allora non è arrivato per caso. E poi Luigi dice che una ragazza ha preso su Romeo, non Giulietta, e che fine ha fatto quella ragazza? E così ho cominciato a fare ipotesi sempre più complicate. Cioè, immaginate un ballo complicato, non deve essere complicato. Tipo che il cerchio, per esempio, si è aperto il cerchio a due estremità, quindi magari una volta si andava da un'estremità, l'altra volta dall'altra, solo che così mi veniva uomo, 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 donna, donna, donna. Crisi. Gregorio vai a cercare nei libri, giusto? Interessanti, eh? Per esempio c'erano quelli che dicevano: oh, questo ballo del torchio è scandaloso, è diabolico, è satanico, perché c'è la donna che sceglie l'uomo, non si è mai visto e mai si vedrà. Oppure c'era Torquato Tasso che ha fatto un sonetto sul ballo del torchio e dice che c'è la ragazza di cui era innamorato che spegne il torchio troppo presto e tutti rimangono così, però nessuno di questi testi che racconta come funziona il ballo del torchio. Finché, ecco, ce n'è uno, Rinaldo Corso, Dialogo del ballo 1555, e dice: il ballo che si fa con il torchio, quando dentro un cerchio si passeggia 3-4 volte davanti a tutta la brigata da soli, poi ci si accompagna con una donna, come si faceva una volta, o con 2 o 3, come si fa oggi. Come si fa oggi. Ecco, qui nel resto della pagina è evidente l'unica cosa, che il ballo è cambiato nel giro di pochi decenni. È una cosa che succede con i balli, per esempio la Furlana. La Furlana dicono è impossibile sapere come si ballava la Furlana perché non solo cambia col tempo, ma anche da luogo a luogo si balla in modo diverso. Sì, e quindi anche il ballo del torchio è inutile andare a cercare i testi del 600, 700, bisogna cercare i testi vicini a Luigi per capire cosa voleva dire Luigi. E chi ha scritto più di tutti altri del ballo del torchio vicino a Luigi? Quelli che hanno riscritto Giulietta e Romeo in Italia. Ce ne sono 2, uno è Matteo Bandello che vi ho detto prima, quello delle 214 novelle, e l'altro è Clizia, pseudonimo di Gerardo Boldieri, che ha fatto tutta la storia in rima e l'ha chiamata Giulia e Romeo. Allora, Bandello che ha allungato molto la novella, anche a sproposito, però vuol dire che scrive di più sul torchio, no? Sul ballo. Allora vediamo. Per Bandello ha cambiato un po' le cose. Romeo si innamora subito di Giulietta, colpo di fulmine reciproco, quindi si guardano per tutta la festa senza parlarsi fino al ballo. E dice: si cominciò a far la danza, ossia il ballo del torchio. Facendosi questo gioco fu Romeo levato da una donna, ok? Il quale, entrato in ballo, fece il dover suo. Quale dover? E dato il torchio a una donna, andò presso Giulietta, che così richiedeva l'ordine. Quale ordine? E quella prese per mano con piacere inestimabile di tutte e 2 le parti. Niente. Bandello niente. Vediamo con Clizia. Anche qui. Primo uscì con un torchio acceso in mano un giovin, che con vaga leggiadria una donna gentil prese per mano. E vi dico subito che anche qua niente. Vicolo cieco. Finché l'illuminazione. Grazie a un amico, Francesco Fratolin, che mi ha chiesto: Gregorio, ma questo ballo si cominciava già con tutti in cerchio? No, Francesco, il cerchio si formava mano a mano. Sì, così torna tutto. Allora, sì, andare a prendere Romeo era un'eccezione, non era la regola. Romeo era un misantropo asociale che se ne stava seduto lì in un angolo.
Gli altri erano già tutti in cerchio, uomo, donna, uomo, donna, uomo, donna. E dice, ecco, come dice Rinaldo Corso, rileggiamolo, dentro un cerchio si passeggia 3-4 volte davanti a tutta la brigata da soli, poi ci si accompagna con una donna. E poi l'uomo lascia il torchio alla donna e va a rimettersi nel cerchio dove? Beh, se è uscito dal cerchio uomo, donna, vuol dire che ha lasciato 2 donne mano nella mano. Torna nel posto da dove è uscito, così si rimane all'alternanza uomo-donna. E la donna a cui ha lasciato il torchio sceglie un altro uomo, girano, glielo lascia e torna a mettersi nel cerchio. Ecco, e quando Clizia scrive primo uscì un giovin, uscì dal cerchio entrando nel cerchio, cioè l'ambiguità del linguaggio. Sei intorno tutto l'anello che fa il cerchio ed esci dal cerchio andando verso il centro del cerchio. Questo intendeva. Un professore di geometria lo direbbe: esci dalla circonferenza, entri nel cerchio. Ecco. E Romeo lo dice Clizia: una scelse ardita il nascosto Romeo del cerchio uscita. Questa è uscita fuori dal cerchio, e invece di scegliere un uomo dentro il cerchio è uscita in sala e ha preso Romeo. E dice Rinaldo Corso una cosa: questo ballo, dice Rinaldo Corso, non è scandaloso, dai, quello che succede lo vedono sotto gli occhi di tutti, perfino le vedove e i sacerdoti vanno al ballo del torchio, è villania per chiunque rifiutarsi. Quindi la ragazza va a prendere Romeo, è villania rifiutarsi, Romeo viene nel cerchio, la ragazza gli lascia il torchio, Romeo sceglie un'altra donna, le lascia il torchio e poi dove va a mettersi? Che lui non era nel cerchio prima, va a caso vicino a Giulietta. Ecco, perché dovrebbe essere giusto? Perché è semplice. Vediamolo, mettiamolo alla prova noi. Lì c'è un piazzale, non facciamo passi di danza, non sappiamo quali erano i passi di danza, solo camminiamo. Ci mettiamo in cerchio, uomo, donna, e mettiamo alla prova questa danza. Cosa ne dite? Vi chiedo, alzatevi, dai. Vi metto anche una musica, è una canzone che cantava la mamma di Lucina. E come direbbe Gianni Minà, questo è il bello della diretta. È vero, maestro Di Bin, eh? Allora, vediamo. Non era preparata questa cosa, mi ha preso di sorpresa anche a me, qua il consocio Grasselli, eh? Ci serve un torchio, un po' meno alto, eccolo qua. Ecco. In cerchio, uomo-donna, alternati. E ci serve un Romeo. Su, mano nella mano. Ecco, no, vedi, donna qua. Ecco. Ci sono delle donne in più, ovviamente, è sempre così. Venite. Ci serve un Romeo maschio, eccolo lì, vieni qua. Vieni. Romeo, siediti qua. È in disparte, Romeo è in disparte, non balla con gli altri. No, la sua innamorata non c'era. Va bene, donna con donna. Io tengo in mano di tutto. Ecco il primo, gli do il torchio. Prendete le mani. Sì, chiudete il cerchio. Vi guido io. Se viene. Gianni, fa finta di niente. Su. Eccoci. Allora, è il primo. Adesso vi guido leggendo Clizia, il poema. Allora, nel mezzo della nobile compagnia, prima uscì con un torchio acceso in mano un giovane dentro il cerchio, e voi vi prendete per mano. Perfetto. Un giovane che con vaga leggiadria una donna gentil prese per mano. Qua sceglie una donna da prendere per mano, da portare dentro. Eccola là.
a cui con riverente cortesia, dopo un breve girar, sciolta la mano e lasci, consegnatole il torchio, il cerchio perse e ritornò al suo posto, richiudendo il poi fra due sofferse. Quella un altro pigliò, sì, un altro del cerchio, sì. Uomo. No, devi scegliere un uomo, non una donna. Allora, quello è un altro pigliò, va bene. Eccolo là. Con lei. Avanti. Quindi, quello è un uomo pigliò, del quale già amore nell'anima le aveva l'effigie impressa. Così nutriva l'un dell'altro il cuore, un fuoco, un duolo, un'allegrezza in stessa. Vi faccio fare un altro paio di scambi, quindi lei torna nel cerchio, lui sceglie una donna, pensate a quello che pensava la gente che faceva questo ballo. Scegli me, no, non scegliere me, che schifo. Ah, nessuno sceglie me. Perfetto, le lasci il torchio. E dove sei uscito prima? Ecco, finché una, per desir soverchio, fuori quasi di sé, in un subito dismessa la donnesca paura, scelse ardita il nascosto Romeo. Del cerchio uscita! No, il Romeo, va, fatti venire a prendere. Del cerchio uscita, lui risoluto in un momento al gioco, nel mezzo entrò, non men gentil che bello, e si raccese in infinito il fuoco nato pur dianzi in questo petto e in quello, perché lui nel petto di Romeo e di Giulietta. Ha slegato poi da quella donna, lascia la mano, lei torna nel suo punto. Il loco, perché lui è già innamorato, no? Il loco col pensier ferma ove riporsi. Chi è Giulietta? No, lei è Giulietta. Ah, lui il loco col pensier ferma dove riporsi. Ok, e snello prese un'altra. No, adesso prima deve prendere un'altra e fare il giretto, scegli un'altra. Prese un'altra, perfetto. E per ordine la depose, quindi le lasci il torchio. Poi Cheto appresso la sua dea si pose. Ecco, funziona. Grazie. Marcuccio era quello là, evidentemente. Marcuccio evidentemente eri tu, perché eri dall'altra parte di Giulietta. Ecco, grazie. Bene, caramba, che sorpresa, qua ho visto dal consocio Zeloni a Dinardo, alla consocia Elena Iuri, sbizzarrirsi. Questo è il bello della diretta, grazie dottor Grasselli. Non sapevo se avrebbero partecipato. Però facciamo un applauso per questo bel intervento, anche simpatico, attraente, e ci ha fatto andare indietro nel tempo, anche con un po' di ironia. Ci vuole sempre, oltre alla scientificità dei dati e delle fonti, va bene anche un po' di simpatico divertimento. E adesso invito a raggiungerci al tavolo il nostro vicepresidente, dottor Albino Comelli, che ci farà un breve resoconto dei 39 anni di studi, perché ovviamente ci vorrebbero anni per parlare delle attività fatte. Saluto anche la dottoressa Alberta Buffon, anche lei nota studiosa e ricercatrice. Ecco, sì, certo. Ecco qua, microfono, ecco qua. Allora, dottor Comelli, appunto sono 39 anni di studi che ha ripreso e divulgato insieme ad altri amici in questi 39 anni, il grande lavoro fatto dal padre puttatore di ciò che
è stato Luigi D'Apporto e Lucina Savorgnan, ovvero il professore inglese Cecil Clough, che il dottor Comelli ha anche ospitato nella sua abitazione anni fa, e tra l'altro la moglie fa parte del nostro comitato scientifico, e quindi lui purtroppo è scomparso qualche anno fa, ma la vedova fa parte del nostro comitato internazionale, quindi accoglierei con un bel applauso dottor Comelli, autore oltre che di questo libro che potete trovare anche nella sua ultima versione in inglese qui, che abbiamo presentato a Parigi a dicembre scorso, inizi di dicembre. Noi è anche autore di belle poesie e di tante altre iniziative che sono state fatte. Dottor Comelli, lascio a lei proseguire non anno per anno, perché saremo alla maratona. I metavai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Cominciamo con l'omaggio a Dante Alighieri, che bene o male ha creato la lingua italiana, non la lingua della poesia che non conosceva. Grazie Ugo Falcone, Presidente. Allora, io saluto tutti e qui uno per uno. Sì, vicino? Sì. Caro Elena, so che sei una specialista della comunicazione via radio. Allora, saluto tutti, ma in particolare Di Bin, pianista, no, perché una parola per una persona che onora, che brilla sul cielo friulano e in tutto il mondo, merita. Colui che ha nelle mani la musica, il cuore e la fantasia sfrenata e la deposita sui tasti e fa dei tasti una specie di mare che gira nel mondo con la musica. Grazie, vai avanti, e quando non avrai niente avrai sempre per compagnia, tu che hai il mondo ai tuoi piedi, la compagnia della musica e della tua sensibilità. Saluta anche tuo papà e tua mamma e tuo fratello che ti ha preceduto. Detto questo, che mi è dovuto per un sentimento immenso di stima, di affetto, e io parlerò brevemente della storia di Giulietta Romeo. Siamo sulle colline che hanno un collegamento con la storia di Giulietta Romeo, un collegamento diciamo larvato ma esistente. Qui a pochi passi non c'è la sindachessa montagnese, ma nel 2003-2002 io mi sono trovato ad andare a trovare la famiglia Pirzo Biroli, che di erede dei Savorgnan. Pirzo Biroli perché l'ultimo Savorgnan era estinto e ha sposato una donna americana che fu una celebre donna anzitempo, e andai a trovare Roberto Pirzo Biroli, figlio di De Talmo Pirzo Biroli, il quale aveva avuto un carteggio intenso di lettere e di informazioni con il più grande studioso inglese del Rinascimento veneto, Cecil Clough di Liverpool, il quale aveva appena terminato nel 1985 30 anni di studi sulla storia del Rinascimento veneto e soprattutto di Giulietta Romeo. E questo Cecil Clough, io vado dunque a trovare Roberto, e lì ho nominato Cecil Clough per dire che Cecil Clough aveva appena parlato da pochi anni a Vicenza, invitato all'Accademia Olimpica di Vicenza, e agli accademici disse: ragazzi veneti, vi devo dare una notizia un po' triste, un po' brutta. La storia di Giulietta Romeo non vi appartiene a voi veneti, non appartiene a Verona, tantomeno a Vicenza, appartiene a Udine. Udine è la sede dove è nata la storia di Giulietta Romeo, in piazza Venerio. Allora, la coda rimase ferma. 20 anni dopo 20 anni io mi trovo lì al comune, al castello di Brazzacco Superiore, e mi trovo davanti a questo signore Roberto Pirzo Biroli, architetto, figlio di De Talmo, il quale mi dice: dottor Comelli, lei non sa niente, mi ha anche insultato, ha detto lei è un disinformato, ecco, si dice così fuori dai bar.
e dice lei è disinformata, però la storia è venuta qui, e mi prende delle carte e me le tira addosso, letteralmente. Studi, impari, la storia di Giulietta Romeo è nata qui in Friuli e lei non sa niente. Allora io mi inchino umilmente, giurando in cuor mio che mi inchinavo, sì, ma che gliel'avrei fatto vedere a lui chi era il disinformato e l'informato, e me lo prese piano piano e ho detto adesso ti faccio vedere io chi è Albino Comelli. Accetto, grazie a Dio, attraverso un'umiliazione, io ho potuto venire a conoscere che la storia vera, grazie al carteggio tra De Talmo, Pirzo Biroli e Cecil Clough, era venuta a Udine, Piazza Venerio, nel 1511, il 26 febbraio, Lucina Savorgnan e Luigi da Porto in Savorgnan per via di madre si erano incontrati durante il famoso ballo che viene appunto che molto bene, molto brillantemente, divertitamente ha organizzato Gregorio Grasselli. Allora io prendo e giuro in cuor mio, dico, non ero arrivato neanche a Udine, ho detto io di questo ne farò un libro, lo trasmetterò in tutto il mondo e ne farò veramente la perla d'oro della storia friulana, del turismo friulano. Sognavo, sono un poeta, sono un sognatore, sono un ingenuo. No, ho sognato, mi sono divertito a sognare. Purtroppo, quando tu hai friulani, dopo 25 anni ho scoperto una triste cosa, che la storia è vera, è nostra, però ho scoperto che al friulano, se gli dai un mattone, questo meraviglioso popolo di saldo, onesto, lavoratore, ti costruisce una casa in 2 giorni. Se gli dai un diamante, questo, eccetera, che comincia con la O, con la C-O, di friulano, prende il diamante e dice che cazzo, scusate, ne faccio? Lo prende e lo butta via. Così abbiamo fatto, dopo 25 anni di storia, caro amico, noi a Udine non abbiamo niente in Piazza Venerio, se non 2 pannelli che non hanno neanche il titolo. E quindi io nell'animo un'amarezza e un pianto incredibile, perché speravo che il Friuli si orgogliosisse di questa storia friulana, che è una storia di amore poi, tra l'altro, finalmente una storia grande di amore, una storia che finisce con la tristezza un po' dell'uomo che viene ferito, il Romeo viene ferito a Manzano e quindi diventando paralitico gli è impedito di amare e di combattere. Però pensavo che il Friuli, dopo tanto tempo, avendo avuto gli studi, grazie a Cecil Clough, che poi è venuto a Udine nel 2006, ha presentato il mio libro, che voi vedete qua, Giulietta Romeo, la storia friulana di Giulietta Romeo, e anche quest'altro, l'origine friulana diventata una leggenda diventata storia. Insomma, tutto il mondo sa. Anche ultimamente abbiamo fatto una grande manifestazione a Parigi e adesso ne faremo uno con Grasselli a Bruxelles, e dunque tutto il mondo più o meno conosce il Veneto. Ha fatto un gemellaggio con noi, perché io dopo ho presentato il libro, dopo che Cecil Clough, questo grande studioso, inattaccabile, indiscutibile, no? Anche se qui in Friuli ci sono sempre i cosiddetti negazionisti, qualche cretinissimo personaggio va in giro a dire che questa è una cretinata. Cretino è lui che non sa le cose, cretino è lui che non ci crede, cretino è quel tale che va contro una bellezza e una ricchezza anche turistica grandiosa del Friuli. L'altro giorno sì, io ho accolto 50 persone, è vero, come sai Elena, come sa il mio amico Borella, no, che lavora, e l'unica cosa, abbiamo la tua panchina dell'amore in Piazza Venerio, l'unica cosa in cui si siede ogni tanto uno su 10.000, mentre a Verona sono all'altra panchina che tu hai a Verona in Piazza Verona, sono 10.000 ogni mezz'ora. La differenza, ragazzi, era immensa come turistica. Fatto sta che è avvenuto che dopo 25 anni anche l'ultima amministrazione, che aveva promesso mari e monti, non ha fatto praticamente nulla, e noi abbiamo una piazza come Piazza Venerio Udine che è piena di storia ma che è vuota della rievocazione storica.
come dire, piena di gioielli messi così in un angolino nascosto. Allora io dico, abbiamo fatto questa bellissima storia, la Giulietta Romeo è andata avanti, io sono andato perfino a Verona sarebbe il covo della grande storia shakespeariana, e ho detto tra me, da friulano un po' furbo, un po' sveglio, meno addormentato comunque di altri, e sono andato lì e ho detto al club, avevo già in tasca, da buon napoletano, che non sono, e dico la pergamena con sopra scritto: noi, Comitato di Giulietta Romeo Friuli, riconosciamo la grandezza mitica del mito di Giulietta Romeo a Verona e voi riconoscete umilmente, lì mi inchinavo, umilmente la nostra povera storia vera. Perché? Perché le storie dovrebbero essere, le storie vere essere più forti delle storie raccontate, che tu sia capace di raccontare storie, anche se in Italia le storie raccontate valgono più di quelle vere, sappiamo, basta raccontare balle e si va anche in Parlamento, magari adesso anche a quello europeo, no, questo con tanto di rispetto per i raccontaballe. E ho detto vado, e lì questi qua del Comitato di Verona, caro, mi hanno firmato tutto, mi hanno dato regali e mi hanno anche offerto il pranzo. E ho detto che bene, mi è andato anche bene. Infatti il giorno dopo, pochi giorni dopo, anche il sindaco grande di Verona, Flavio Tosi, è venuto a Udine a riconoscere, allargava le mani e diceva sì, la storia è vostra, la riconosciamo, il mito è nostro. E credevo che ce l'avevamo fatta. Avevamo fatto un cavolo e così siamo rimasti qua a raccontarci questa storia, a essere orgogliosi su queste bellissime colline che sono già un gioiello. Siamo venuti qui per onorare i Pirso Birri che mi hanno dato queste dichiarazioni, però questi Savorgnan da cui loro sono eredi non c'entrano nulla col ramo Savorgnan di Giulietta Romeo, cioè di Luigina e di Luigi. Sì, lì sono Savorgnan del Monte, di Cernieu e del Monte, perché erano prima di Cernieu e poi del Monte, che sarebbe Osopo, e poi sono venuti qua. Però non c'entrano nulla, quelli di Lucina erano 3 rami grandi, erano Lucina del Monte e poi Luigi, che aveva la mamma del Torre, Savorgnan del Torre. Insomma, in poche parole, noi qui siamo in mezzo a una grande storia, a una grande bellezza, che avrebbe potuto diventare anche un grande successo, non personale mio, ma un successo dell'amore, perché un grande progetto come questo, imperniato sull'amore, sulla storia vera, effettivamente sarebbe stato anche un messaggio mondiale, perché in fondo a Verona si va a raccontare che cosa? La storia di 2 morenti, no? Insomma, va bene, se tutti gli innamorati muoiono, è vero, di Bing, allora è meglio non amare mai più, a parte che si rischia anche stando vivi con l'amore, però a Verona sono solo morti, e io dico a Udine invece in qualche modo erano avanti, almeno vivi erano, almeno veri, almeno la storia è vera, poi è andata come è andata, ma almeno hanno tentato di metterci qualcosa. Ok, è andata a finire che Verona viaggia sui 2-3 milioni di turisti all'anno. 4, mi informa Borella. Sapete perché? Perché la sua panchina dell'amore lì in Piazza Bra fa un grande successo, bravo. È vero, complimenti. Poi preghi, sì, bravo, te la lascio a te, beh, un po' di merito. Grazie, va bene, mi fa piacere perché il tuo riconoscimento vale più di tutte le autorità, grazie. Allora, dunque, noi qua potevamo avere in mano veramente un bel pezzo di mondo, bellissimo, anche come messaggio, perché il messaggio dell'amore, scusate, insomma non ce n'è di migliore. Poi adesso che viviamo in un mondo in cui si divertono ad ammazzare la gente e a dare anche i numeri, perché la sera dicono, non lo dicono per un minimo di pudore, ma dicono oggi grazie a Dio ci sono stati 10 morti di più a Gaza, 40 di più a Kiev, e sembra che racconti, non lo so, una partita di calcio o di birilli,
una cosa indecente, e questo è il mondo che viene trasmesso dal giornalismo televisivo. Insomma, siamo indignati ma anche un pochettino schifati. Grazie a Dio oggi noi siamo qui, e finisco, a raccontare, a ricordare una storia, a ricordare coloro che l'hanno portato avanti, cominciando da Cecil Club, da quelli come Borella e io, che abbiamo dato dei segnali di sopravvivenza che hanno anche un effetto turistico. Avete visto oggi la gente per vedere qui un borgo antico, sono centinaia venuti su, capisci? E tutti hanno anche pagato, mi sembra. Non tutti, alcuni raccomandati come noi non hanno pagato un cavolo, perché non so, perché Ugo Falcone, essendo presidente, non so cosa ha fatto, comunque non abbiamo pagato, scusate, ma capita così, e se sei dentro ti va bene. Bravo Ugo, continua a darsi. Grazie Ugo, grazie. Noi volevamo andare alla Caritas a mangiare, lui ha detto no, c'è una succursale qui. Voi avete pagato? Sì, perché siete tra i cosiddetti svegli, sfigati, ma non volevo dirlo. Allora io sto per dare la parola ovviamente al nostro Presidente, a dire che ho fatto questa carrellata per dire un po' la storia di quello che abbiamo fatto, e che spero che comunque qualcuno riprenda. Io sono nell'età in cui posso lasciare un po', però vorrei che giovani come Sara, quanti anni hai? 20, con 20 anni, questa qui ti mando avanti, da una spinta ai tuoi padri nobili, che so, al colle, no? E porta avanti questo messaggio, questa bellissima storia che è più di un mito, più di una leggenda, è una cosa vera, avvenuta. Qualcuno in Friuli si sono amati, hanno dato lo spunto all'amore recitato nel mondo, più grande del mondo, quello di Giulietta Romeo. Siamo orgogliosi qui, comunque vada ragazzi, comunque sia il mondo pazzo e ci porti follemente alla rovina, noi continuiamo a credere all'amore, continuiamo a credere a quello passato, futuro, che non sarà il mio, sarà il tuo, ma Sara, e continuiamo a credere, ad amarci, a volerci bene e a sperare che dall'alto dei cieli un certo Dio che avrà creato il mondo, no? E dicono che abbia anche suonato qualche sottofondo, però... Ricorda lui che ha fatto... Cosa ha fatto lui? Sebastian, che ci ha fatto la musica. Ah, ma Sebastian ha fatto tante di quelle robe, che ricordarne una mi sembra certo che ha fatto la musica. Bravo. No, ma che sì, però si dà il caso che lui tra le musiche grandiose, immortali, perché non ci sarà lui ma ci sarà la musica, ha fatto anche la musica dedicata a Giulietta e Romeo e anche a me. Io ti ringrazio tanto, ti porterà fortuna, io dovunque sia, comunque sia, ti sono vicino, e questa è una forza in più che permette di avere una marcia. Grazie Sebastian, grazie a voi tutti. Grazie dottor Comelli. Il brano a cui faceva riferimento si intitola I Believe, in inglese, proprio per dare lustro e notorietà a un brano di propria composizione che abbiamo presentato sia un anno fa alla Sala Iace del Comune di Udine, poi riproposto in quel grande evento di Villa Manin ai primi di settembre. Saluto al Doge Arie Eterne. Intanto facciamo accomodare il designer Stefano Borella, e prima del suo intervento e prima di presentarlo leggo, puoi accomodarti, grazie. Ecco, purtroppo adesso sarebbe stata la volta della nostra consocia dottoressa Rosanna Spollaore, purtroppo qualche giorno fa è caduta e quindi ci ha mandato un brevissimo estratto che adesso vi leggerò, però che è molto interessante per gli spunti che ci offre. Rosanna Spollaore ha insegnato lingua inglese, ha vissuto e lavorato in Australia, ha girato il mondo, in Africa, in Medio Oriente, ha seguito scavi archeologici insieme all'Università degli Studi di Udine, è stata ovviamente a Londra, insomma ha collaborazioni veramente di alto livello ed è molto interessante ciò che ci ha scritto. Allora, il titolo di oggi è Romeo e Giulietta di Shakespeare, tra curiosità e leggenda. Ecco, dopo 400 anni emergono ancora dubbi sulla vera identità di Shakespeare. Chi era veramente? Forse perfino una donna? Mary Sidney, contessa di Pembroke? Queste sono
delle domande anche provocatorie che lei ci mette all'inizio del suo abstract. Tutto è possibile, visto che la storia originale di Giulietta e di Luigi da Porto è stata ambientata dallo stesso autore della novella a Verona per non mettere in imbarazzo l'amata, come già stato detto, l'amata cugina Lucina di Savognano, e pubblicata ben 40 anni prima della tragedia targata a Shakespeare. Chissà se se ne rendono conto i 350.000 turisti annuali che fanno della casa di Giulietta a Verona il secondo monumento veronese più visto dopo l'Arena, che tutto avvenne nel 1935? Come lo chiama la Spolaore, il tarocco ingegnoso, quello del balcone di Verona, è infatti datato 1935. Il falso è opera, continua la nostra Spolaore, è di Antonio Avena, che per 40 anni, dal 1915 al 1955, è stato direttore dei musei e delle gallerie comunali di Verona. Avena voleva potenziare i legami tra la città scaligera e la tragedia shakespeariana. L'idea di Avena quindi è stata piuttosto semplice. Si è preso un palazzo duecentesco del centro, a metà circa di via Cappello, si è fatto un restauro che oggi definire invasivo sarebbe poco, e gli si sono appiccicati sopra 3 lati di un sarcofago scaligero trecentesco. Nessuno aveva trovato nulla da ridire. Tuttavia, tanto che un paio d'anni dopo, nel 1937, si è pure proceduto a falsificare la tomba della medesima Giulietta. Era una bevatoia, appunto. Il falso balcone di Giulietta, invece, è ancora lì a fare da attrattiva turistica in una città che di autentico ha peraltro moltissimo da offrire. Non si può tuttavia nemmeno sminuire il ruolo di Avena a quello di semplice taroccatore, perché in realtà è il padre del sistema museografico veronese. Era stato lui a convincere l'amministrazione comunale a dare una sede degna alle collezioni d'arte provenienti da chiese e conventi soppressi, nonché dalle donazioni di privati. Con la casa e la tomba di Giulietta è andato ancora oltre, non limitandosi ad abbellire, ma creando dal nulla attrazioni in precedenza inesistenti. Come ha scritto il giornalista Alessandro Marzomagno nel Gazzettino di qualche giorno fa, del 3 marzo 2019, gli è andata molto bene. Un'altra curiosità: nel 1927 Winston Churchill fu invitato a Palazzo Chigi da Mussolini. A quel tempo, come sapete, erano amici. Però in quell'occasione il primo ministro inglese chiese a Benito Mussolini di far chiudere quell'accademia italiana che indagava su Shakespeare, visto che 15 sue opere erano ambientate in Italia e addirittura con dettagli topografici validi ancora oggi, tanto da far sospettare che la vera identità del bardo fosse un Crollalanza o un Florio, cioè non il contadino di Stratford upon Avon, ma un oriundo italiano. Churchill, in sostanza, non voleva si scoprisse che Shakespeare non fosse inglese. Ma perché Mussolini ubbidì a questa richiesta di Churchill? Pare che all'inizio, forse aggiungo io, è più di una ipotesi, i servizi segreti inglesi avevano finanziato l'ascesa del duce, e tesi ben spiegata nel libro Nero di Londra di Giovanni Fasanelli e Mario José Cereghino, uscito di recente nel 2022. E aggiunge in conclusione Rosanna Spolaore: perché non pensare che i sonetti non siano il lavoro di una donna? Certe sensibilità sono più tipicamente femminili, mentre gli accademici inglesi parlano di amori addirittura omosessuali, pur di non venir meno all'idea imposta nel Settecento in ambiente universitario. Dopotutto, Mary Sidney era chiamata il cigno e Shakespeare il cigno del fiume Avon. Coincidenze? Ci lascia in sospeso la nostra Rosanna Spolaore, a quale facciamo un piccolo applauso, perché se sarebbe stata qui magari avrebbe spiegato queste ulteriori provocazioni, che magari non saranno solo delle provocazioni, ma altro che arriveranno. Lei dice giustamente: seguite, iscrivetevi alla nostra associazione e sarete aggiornati. E dopo ci dai la tua quota, cara.
Bene, e di Francesco, l'architetto Francesco Borella, che non è qui con noi perché vi saluta. Oggi sappiamo che oggi hanno cantieri in casa loro, nelle due diverse dimore, sia a casa di Stefano sia a casa di Francesco. Purtroppo con questi bonus, credo, edilizi, no, non c'entrano. Ecco, un piccolo profilo vi leggo del designer Stefano Borella. Allargo perché sono ciecato e quindi devo avere dei caratteri. Ecco. Dopo aver lavorato come antiquario in attività di famiglia e successivamente nel commercio di arredi, ha deciso di seguire la passione per il design e l'arte. Negli ultimi 10 anni si è dedicato a tempo pieno all'attività di design sia industriale che creativo e artistico. Insieme al fratello Francesco, architetto, hanno immaginato e realizzato delle installazioni che hanno definito social opera per il ruolo che hanno assunto nel tempo. Fra queste alcune sono diventate famose a livello internazionale, come la panchina Forever Love, collocata in Piazza Bra a Verona, a quale prima si faceva riferimento, Cuore in volo di Lignano Sabbiadoro e Love in Arzignano. Love in Arzignano, in bella vista sulla rocca trecentesca della città. Dal 2022 ha iniziato a esercitare qualità di libero professionista nel settore dell'industrial design. Ha vinto prestigiosi premi internazionali quali il Good Design, il Prize Design Awards, lo SBID di Londra, è stato finalista all'Archiproducts 2023 a Milano, quindi di recente, e tra le collaborazioni più importanti, udite, sono quelle con la Louis Vuitton di Parigi, la B&B Italia SPA, la Cassina Spa, Caligaris, Quadrifoglio Group, Tonon, Linea Fabbrica, eccetera, eccetera. Ecco, fino ad arrivare di recente, dove hai fatto anche progetti custom come lo studio Wilmot di Parigi, lo studio Chipperfield di Londra e la Paolo Castelli di Bologna. Ecco, e attualmente stai collaborando, cosa molto importante, con l'agenzia City Advertising ma un bel termine in italiano, Elena Iuri. Comunque è incubata a Cittafiera e quindi si occupa di tutto il marketing. Ecco, grazie Elena Iuri. Ecco, giustamente al MoMA è con 2 progetti, adesso lo dici tu. Lo dici tu, facciamo un applauso lui è molto modesto, ma insomma mi sembra doveroso che questi che è un orgoglio. Tu sei Furlan, di dove sei originario? Mezzo veneto, mezzo furlan però, perché la mamma era proprio di Butrio, per cui friulana al 100%, invece il papà era veneto. E io ho questa mescolanza che mi aiuta a fare da una parte essere comunque molto rigoroso e un gran lavoratore, però dall'altra la fantasia di quello che vuole portare, come parlavamo appunto, diceva prima, che non andremo avanti e faremo di questa storia di Giulietta Romeo in Friuli anche un bel business, e lo dobbiamo fare con l'incoming turistico, con le installazioni e con tutto quello che poi verrà nel tempo fatto anche da altri, che verrà portato avanti, che è la cosa più importante. Bene, a te l'intervento sul percorso dell'amore, che ha 2 percorsi, quello turistico, prettamente turistico, e poi quello più storico. A te la parola. Grazie. Allora, grazie a tutti, è nato un po' dalla mia mamma sta cosa, quindi è una cosa stata durante il posizionamento di una targa, ricordo del capitano Luigi da Porto, che era stato ferito a Manzano, ci disse: ho saputo che c'è una bellissima storia, fate qualcosa, perché mia mamma era molto pratica, fate qualcosa. E siamo andati a trovare Albino, ci siamo incontrati, abbiamo parlato un po' assieme e abbiamo detto: senti, ci facciamo venire un'idea e poi vediamo di metterla giù. L'idea era quella di mettere, già parliamo nel 2011, delle installazioni in Friuli che raccontassero, attraverso un percorso tematico, nei vari luoghi dove si erano svolte le vicende di Luigi da Porto, Lucina Savonian,
delle installazioni con un QR code, già pensavamo anni fa a queste cose noi, che raccontassero la storia di questi due personaggi e soprattutto che dessero la possibilità a chi viene da fuori di conoscere questa meravigliosa storia. Noi abbiamo fatto questa prima installazione, purtroppo non è stata accolta, anzi abbiamo avuto un po' anche di problemi perché avevo fatto questa bellissima installazione che si chiamava Forever Love, che doveva essere replicata, è rimasta abbandonata dove noi l'avevamo fatta realizzare e sinceramente non sapevamo cosa fare di questa installazione. C'è stata però l'occasione, Albino mi dice: guarda Stefano, guarda che viene Tosi, c'è l'Amnistà, facciamo questa bellissima mostra a Udine, vieni e vediamo, te lo presento, vediamo cosa possiamo fare. Vado a Udine, alla fine di questa bellissima mostra che era stata curata proprio dalla provincia, ma poi insomma eravate voi che avete organizzato tutto. Arriva Tosi, nel momento del commiato che stava andando via, l'ho fermato un attimo e mi sono presentato perché Albino mi ha detto: vieni che ti presento un attimo Tosi, no? Mi presenta Tosi, io gli dico: guardi, avremo una bellissima cosa da poter condividere, ho detto, la mia parola è condivisione. Ottimo. E lui mi fa: ah, di cosa si tratta? Mi fa: è un'installazione, beh, faccia così, guardi, io le lascio il numero, le do l'email della mia segretaria, mi mandi, questo qui il venerdì, è stato di venerdì, giusto Albino? Allora mando, ovviamente Furlani lavora subito, va subito in ufficio, prepara tutto, fa la presentazione, fatta l'email, mandiamo a Verona all'ufficio di Tosi. Questo il sabato. Il lunedì alle 3 del pomeriggio mi arriva la mail: ci vediamo mercoledì. Grazie. Andiamo. Sì. Purtroppo mio fratello non stava tanto bene, io ho approfittato, ho preso la mia mammina in macchina e giù a Verona. Arriviamo a Verona, devo dire, io a Verona avevo già lavorato 4 anni, conoscevo bene la città. Prendo l'appuntamento, arriviamo nel suo ufficio, ci sediamo un attimo, parliamo un po' del più e del meno, ma lui è andato subito al sodo, abbiamo bevuto 2 caffè, dopo mi fa: senta, signor Stefano, io ho un'idea, mi fa, non gliela pago, già lì iniziamo bene, però aspetta un attimo, io sono uno che ascolta molto, per cui sono stato zitto un momentino, no? Mi fa: non gliela pago, però mi dica, se a lei va bene la mettiamo qua. Guardo la piantina, dico: ma scusi, ma è sicuro? Ma proprio... Sì, la mettiamo sul listone, mi ha detto, perché io già vedo i turisti che si mettono con l'arena alle spalle, si fanno la fotografia dietro il cuore e diventerà una cosa che per la città sarà di buon auspicio sicuramente. Allora, siamo arrivati, io ho dagli ultimi numeri, sono 13 anni che la panchina è posizionata in Piazza Bra, a spanne, perché diciamo a spanne, più di 40 milioni di persone nel mondo si sono fotografate. È diventata per la città un intoccabile. Chi tocca la panchina di Giulietta Romeo? Guai. E questo è stato l'inizio. Però io e Albino ci siamo fatti anche... Come? No, allora io ho fatto un ragionamento, no? Ho fatto un piccolo ragionamento. E siccome vivevo a Verona, la panchina è piazzata proprio in un punto strategico, cioè lì c'è il negozio di Vuitton, c'è il Calzedonia, c'è il Liston dove entri, e mi ricordo che avevo un amico che lavorava per la BMW, mi fa: sai che ogni volta che dobbiamo mettere un banner pubblicitario lì, un banner che sono tipo questo ma un pochino più piccolo, ci costa 300 euro al giorno. Ho fatto 2 conti, sono 13 anni che è lì. Ecco, una cosa bella invece che abbiamo fatto, che su questa ci abbiamo ragionato, noi abbiamo messo il cavallo di Troia lì, no? Perché Albino ha fatto firmare, gli abbiamo messo giù la panchina dell'amore, e abbiamo fatto un'operazione molto importante, perché ultimamente, si parla di 4 anni fa, perché ho avuto anche un po' di questioni con loro, ma non questioni
negative, ma mi facevano aspettare, mi facevano attendere per mettere un QR code, che è il percorso dell'amore nostro, no? Capito? Cioè quando vanno là tutti quanti fanno la foto ed è collegato con noi, che è la cosa più importante. Allora sono andato giù un giorno col trapano, il QR code, erano i vigili che mi guardavano e ho fatto il buco, mi fa: ma scusi, cosa sta facendo? Mi fa: sto mettendo sul QR code sulla mia panchina. In che senso la sua panchina? È mia, gli ho detto, ve l'ho prestata, potrò metterli su un QR code, gli ho detto, no? E tanto il cavallo di Troia adesso ha un nome che si chiama Percorso dell'amore Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo fatto delle panchine adesso che sono piantate, non so se le avete viste, se qualcuno le ha viste, c'è questo cuore che è piantato sulla terra del Friuli, e la storia è nostra e ce la dobbiamo tenere e dobbiamo farla diventare importante, farla conoscere a tutto il mondo. Ecco, questo qui è il mio messaggio. Poi il percorso dell'amore sapete quello che è, e via. Ecco, Grazie. Ecco, in Piazza Venerio ovviamente c'è il simbolo, perché Piazza Venerio è il palazzo, è il luogo Sì. dove c'era Adesso dovremo inaugurare a breve la panchina di Cividale, ci sarà quella di Aris che sarà messa sull'Ansa del Fiume in un posto meraviglioso. Quelle le abbiamo vendute, ce l'abbiamo fatta. Ricordiamo che anche Però sono 13 anni di lavoro. Ricordiamo che a Cividale del Friuli il condottiero, scrittore Luigi D'Apporto era a distanza militare, Esatto. proprio sia tra Gradisca di Sonzo prima e poi Cividale dopo, quindi erano i luoghi effettivi dove Luigi D'Apporto ha prestato servizio militare. Esatto. Al comando di un reparto di militari della Repubblica di Venezia. Sì, e tra l'altro lui è sempre stato tra queste due città avanti e dietro, si muoveva lì. Cividale è patrimonio dell'UNESCO, meravigliosa cittadina, fantastica, per cui ecco, ma no, adesso abbiamo finito. Per quello che riguarda i giri va bene. A breve ci sarà l'inaugurazione con la nuova assessora Zappulla al comune di Cividale. Al comune di Cividale. C'è già la panchina deve solo essere inaugurata, ma poi negli ultimi anni Sì. sì che ha avuto. Quindi avete già messo tutti Sì, adesso. sì, bella anche la diciamo che attraverso anche il grande lavoro che è stato fatto di comunicazione con la mia collega qui, con la signora Elena Iuri, che abbiamo fatto un sacco di interviste sopra, che ne abbiamo parlato, cioè che è una cosa importante Esplora e Ama. su Esplora e Ama, che insomma no, vabbè, ma l'avrei detto, era solo questione di un attimo, devo finire di fare un po', e stavo finendo, fatemi finire, perché sennò fatemi finire, che stiamo facendo un grandissimo lavoro di comunicazione attraverso la web TV, che è una cosa fondamentale, perché le cose belle, se non le facciamo conoscere, tanto belle sono ma non servono a nessuno, cioè bisogna anche promuovere nella maniera corretta. Ecco, io direi che ho finito. Grazie a Stefano Borella, grazie a Elena Iuri, grazie a Francesco Borella. E oggi non c'è, vi saluto a tutti. E tra l'altro abbiamo qui tra noi Domenico Pittino, abbiamo parlato di, non era previsto, ma siccome è venuto a trovarci, abbiamo parlato di Piazza Venerio, che tu all'epoca lavoravi all'ufficio tecnico del comune di Udine. Allora io ti prego un attimino di venire qui proprio brevemente, e hai seguito dal vivo gli scavi che erano stati fatti originariamente dove c'è attualmente quel parcheggio sotterraneo in Piazza Venerio, no? Ecco, magari se ci vuoi raccontare così brevemente questi aneddoti che hai già raccontato. No, è già acceso. È già acceso? Sì. Mi sentite? Io diciamo inconsapevolmente ho contribuito a distruggere quel poco che restava del palazzo di Piazza Venerio. Io sono stato assunto all'ufficio tecnico del comune di Udine nel 1987 e in quel periodo c'era la scelta delle sedi per i mondiali di calcio del 90, di cui Udine è stata una di queste. E quella volta assieme c'era l'ingegnere Cesilino, capo dell'ufficio tecnico. Insomma, abbiamo fatto assieme al sindaco un elenco di interventi da finanziare, era superiore ai 100 miliardi di lire di quella volta, e sarà difficile che ce li finanzino, ci danno il 10%. Abbiamo mandato giù a Roma al comitato che seguiva le opere, era Montezemolo presidente, sono stato giù io a portare i documenti e insomma dopo un mese e mezzo chiamano che hanno finanziato tutto. Fra cui c'era il parcheggio di Piazza Venerio,
il parcheggio di via Magrini e il parcheggio Andreucci, più il camping del Cormor e tutto un insieme di altri, l'ampliamento dello stadio, eccetera. Poi viabilità varia. E quindi ci siamo trovati nell'88 con tutta questa montagna di soldi che devono essere impegnati e realizzati entro il 1990. Quindi quando io ho seguito i parcheggi, 3 parcheggi, quando abbiamo cominciato a scavare quello di Piazza Venerio, appena abbiamo cominciato a scavare, a 1 metro di profondità circa, sono cominciati a emergere dei tratti di mura, dei ruderi. Abbiamo scavato più lentamente e insomma è venuto fuori il perimetro di un fabbricato, di un grande fabbricato. Abbiamo chiamato la sovrintendenza è venuta, ha fatto le sue verifiche e hanno detto non è romano, non è longobardo, non ci interessa, demolite pure. E noi purtroppo abbiamo continuato e l'abbiamo demolito. Io devo dire che mi sembrava una cosa importante, no? Sì, io ero giovane quella volta e sono andato sul tetto del condominio di fronte. Supponete che questa sia Piazza Venerio, qui è la chiesa di San Francesco, qui c'è la Camera di Commercio, qui c'è il palazzo ex-SIP e qui c'era il condominio. L'ultimo appartamento era del comune dove alloggiava il segretario comunale. Io gli ho chiesto, senta segretario, posso venire su a fare 2 foto? Sono andato su, venga, ho detto. Sono andato su, mi sono affacciato e ho fatto le foto della piazza. Le uniche foto che ho prestato poi a Borella, che sono esposte nei pannelli che hanno messo in Piazza Venerio. È venuta anche la sovrintendenza ha fatto le foto, ma le ha fatte a livello di quindi non si capisce bene. Io invece le ho fatte lassù, sembra fatte dall'aereo, sono perfette, sì, sono perfette, insomma si vede bene. E abbiamo trovato, oltre a questo perimetro, abbiamo trovato un pozzo, che poi ha detto chissà se c'è un tesoro, ma non c'era niente. Era profondo 12 metri il pozzo, quindi abbiamo capito che la falda freatica doveva essere a quella quota lì, e adesso è a meno 40 Udine, quindi si è abbassata nel corso dei secoli. Quindi il palazzo è stato distrutto nel 1500, quindi in 4 secoli è diminuito. Poi, quindi l'abbiamo distrutto. Poi nel mezzo c'era una stanzetta, diciamo, nel perimetro, e abbiamo trovato un sacco di suppellettili, ceramiche, eccetera, che sono state raccolte dai nostri colleghi dei musei, ed è venuta fuori una collezione di ceramiche rinascimentali di 400 pezzi, che mi risulta siano in deposito, perché sì, c'è tanta roba e non si sa più dove metterla, no? Però questo sarebbe il servizio di cucina di Giulietta. Quindi sarebbe interessante in qualche maniera tirarla fuori e metterla in un'esposizione permanente proprio lì, perché sono ceramiche bellissime, io le ho avute in mano e sembrano fatte ieri, no? Sono perfette. Poi sono state ricostruite perché erano rotte, però c'era quasi la maggioranza dei pezzi, quindi sono state quasi integralmente ricostruite. Ci sono brocche, piatti, tazze, insomma una bella collezione. Ed mi risulta che è in deposito. Dopodiché, camminando quando scavavamo ancora di più, poi abbiamo demolito e portato tutto in discarica. Quando siamo andati verso la chiesa di San Francesco, ci siamo fermati circa 12 metri, abbiamo cominciato a scavare, emergevano dei rami che sembravano radici. Io camminavo, ne ho preso uno, era un femore, no? Quindi abbiamo chiamato l'USL, che sono venuti, abbiamo scavato ed è venuto fuori un ossario, sì, una tomba comune, no? Noi abbiamo recuperato 30 scheletri, ma dovrebbero esserci altri un centinaio, no? Sono venuti i medici forensi, hanno fatto le analisi, poi hanno spezzato il femore, mi hanno fatto vedere, era tutto alveolare l'osso, no? Quindi mi hanno detto, questo è l'osso che si riduce quando uno muore di peste, quindi abbiamo capito che erano dei morti di peste, no? Poi abbiamo trovato delle monete, avevano i vestiti addosso, abbiamo trovato delle monete e delle fibbie, e in base all'età abbiamo visto che erano circa del 1620, quindi era il periodo di quella pestilenza lì, no?
E niente, dopo la parte li abbiamo lasciati lì, sì, sono ancora lì, se adesso si scava dalla parte di San Francesco venga in fuori il resto. No, e quindi poi abbiamo scavato e abbiamo fatto come dire, il parcheggio di Piazza Venerio. Anni dopo, giusto viene mi telefona un collega e mi dice: senti, c'è qua uno, sembra un inglese, che sta chiedendo documentazione del Palazzo Savognano. E me lo presenta, e ho parlato 5 minuti, penso che sia stato Cece Clough lì, e mi chiedeva documentazione del Palazzo di Savognano. Guardi, io sono lì, ormai ho conosciuto i vecchi tecnici del Comune di Udine. Guardi, il nostro archivio storico purtroppo non esiste più, perché nel 1917, dopo Caporetto, è stato usato, è stato un inverno molto freddo, ci sono anche le foto in museo, è stato usato l'archivio storico del Comune di Udine come combustibile, e quindi è stato quasi totalmente bruciato. Nella seconda guerra mondiale, durante la ritirata, i tedeschi hanno fatto il resto per non lasciare testimonianze, quindi la roba d'archivio è quasi stata bruciata. Però io con questa ricerca ho trovato una cosa interessante che devo approfondire. Allora, però non vi dico dove, vi dico solo cosa ho trovato. Ho trovato, e io poi ho scavato in mezzo a Udine perché ci ho lavorato quasi 40 anni, quindi insomma sono state trovate in un luogo, in prossimità del centro, delle tombe dei Savognani. Io ho le foto, purtroppo il fascicolo era un po' scarno, però ho le foto, so dove sono state fatte perché si riconosce il coso, e lì sono state trovate tombe di Savognani che poi sono state lasciate lì. Chissà che non ci sia Lucina. Comunque vi procurerò e vi farò vedere la foto del ritrovamento che hanno fatto questi operai del comune. È stato nel 1951, mi pare, perché c'è comunque la data nella... Sì, a Silvella. Adesso sto vedendo se riesco a trovare ulteriore documentazione, no? Quindi, perché Lucina, Luigi da Porto è sepolto la via e c'è la tomba e si può visitarla, no? Manca Lucina, riuscirla a trovare sarebbe un colpo da maestro. Sì, vi porterò quello che ho trovato e dopo vedete voi cosa possiamo fare. E possiamo anche un po' immaginare, ecco. Ecco, grazie. Ringraziamo il signor Pittino che ci ha raccontato. Grazie per queste... abbiamo chiuso proprio con uno scoop, insomma. Ecco, questo oggi proprio dopo il ballo, dopo le prove di ballo del dottor Grasselli, con questo scoop sulla tomba e eventuale tomba di Lucina, sarebbe veramente un bel come degna conclusione di questo nostro piccolo evento col quale io vi ringrazio. Vi invito a iscrivervi al nostro sodalizio. Qua ci sono le nostre fidate cassiere Margherita e Milena Martin, che possono, oltre ad acquisire con soli 10 euro le nostre pubblicazioni e €1 i nostri opuscoli, anche iscriversi alla nostra associazione. Vi ringrazio e buona serata e buon proseguimento di Castelli Aperti, e ringraziamo Loris Crocchiati, che adesso ci ha un attimo abbandonato, ma che è colui che ci sta ospitando insieme alla torre antica. Una parola d'oro, ti ringraziamo Ugo, a nessuno ti ringrazia, niente, un abbraccio. Posso? C'è la tua moglie, ma posso? Non sono vecchia. Brava Margherita. Ogni tanto anche